Buongiorno a tutti ragazzi, ancora novità su sto Nibiru. In effetti da sempre tutti i siti, sia americani che italiani, spagnoli, in tutto e per tutto si parla di questo famoso, diciamo, pianeta che avrebbe una, diciamo, giro di tempo, chiamano loro, quindi impiegherebbe secondo i loro calcoli 36.000 anni per ritornare, diciamo, vicino alla Terra. Secondo fonti, diciamo, ragazzi, complottistiche, io dico così direttamente, Nibiru sarebbe tra le orbite di Saturno e Giove e quindi sarà visibile secondo tanti siti che comunque ho visitato, secondo molti di loro sarebbe visibile a occhio nudo addirittura nel marzo del 2020. Quindi io non posso dirvi ragazzi, come sempre voi sapete, io dico la verità, quindi dico che tutte queste cose che ho trovato, sì, ne parlano in tanti, però ragazzi, vere e proprie non ci sono prove. Quindi diciamo che io posso solo commentare quello che ho visto, quello che ho sentito, tutti quanti a dire il segno della Vergine, l'Apocalisse, quindi tutti quanti dicono dal 2022 al 2030 ci sta la possibilità, ma comunque ragazzi, loro dicono che è calcolata questa presunta orbita di Nibiru e quindi come riconosciuto come da tutti, vi ricordate il distruttore della Bibbia, Goblin, quindi diciamo che a marzo si dovrebbe vedere. Quindi diciamo che se passerebbe da qui vicino alla Terra avremmo conseguenze devastanti. Quindi la zona di osservazione l'hanno pure detta ragazzi, quindi mi raccomando, quelli che hanno un telescopio per sfizio, per gusto ragazzi, io non ce l'ho perché non l'ho non l'ho venduto, l'ho buttato proprio. Dicono che si trovi tra la costellazione del Capricorno e del Sagittario. Quindi, ragazzi, se qualcuno di voi ha qualche telescopio professionale oppure pure amatoriale, non lo so mo se va bene oppure no, puntate in questa zona. Quindi dice che l'autore poi di queste cose che hanno detto ha detto che la NASA ha lanciato delle sonde proprio lì, diciamo negli anni, la Voyager 2 e la Pioneer 11 in questa zona qui, dove si presume che avverrà questo avvistamento dei pianeti, quindi diciamo che ragazzi, mi raccomando, nella costellazione tra quella del Capricorno e quella del Sagittario, quindi già da gennaio, chiunque di voi vede questo video, mi faccia questo piacere, punta il suo telescopio, io spero, mi auguro che chiunque segue il mio canale abbia un telescopio professionale e punti questo telescopio in questa costellazione del Capricorno e del Sagittario, quindi è questa la zona dove sta tra la costellazione del Capricorno e del Sagittario. Quindi ragazzi, un piacere. Puntate sti famosi telescopi in questa zona, diciamo che loro dicono affermare che questo pianeta Nibiru possa arrivare. Quindi chiunque di voi ha questi telescopi a casa professionale oppure amatoriale, se mi fate questa gentilezza e scattate pure qualche foto se siete professionisti, non lo so, io poi guardate sinceramente lo avevo, io l'ho buttato, me ne pento amaramente perché vabbè che io non ero neanche in grado di sapere poi quale era il Capricorno e il Sagittario, quindi diciamo che se ne è andato lo stesso in difficoltà. Quindi mi raccomando ragazzi, puntate i telescopi verso qua e vediamo se queste teorie di queste persone sono, ma io credo, guardate, lo dico già adesso, per me sono fasulle, quindi è inutile che vogliamo fare. Io ho fatto il video proprio perché ne ho visti, ho girato in tanti canali spagnoli, americani e tutti quanti a dire sta cosa che nel marzo del 2020 si vedrà Nibiru, così, la costellazione, tutti quanti a dire, vediamo ragazzi, a gennaio puntiamo sti telescopi in questa costellazione e vediamo se tutti questi che si sono fatti sti film in testa, come dico io, abbiano ragione oppure abbiano torto, anche se ragazzi al 99% io credo che questi sono un po',
fanatici di certe cose che hanno letto in passato, quindi però giustamente il dubbio rimane sempre, quindi un po' di dubbio ce l'ho, non è che io so però come dire, quindi se abbiamo la possibilità, qualcuno di voi ce l'ha, puntiamo i telescopi tra la costellazione del Capricorno e del Sagittario e vediamo se questo, anzi se questi, perché quello non è uno solo, cioè non è che un sito, due siti, due giornali, tre giornali, qua ne parlano un sacco proprio. Se tu scrivi Nibiru e Nibiru escono proprio mille siti web che dicono che arriverà, quindi non si tratta di un solo sito, ma di una catena che non mai finisce. Lo potete scrivere in italiano, in inglese, in americano. Secondo me se lo scrivo pure in aramaico, pure esce una catena proprio di notizie. Quindi vediamo se queste notizie sono vere o sono false. Ripeto, io credo che sia falso, però dobbiamo dare una prova che è così, perché loro possono dire tu adesso non lo vedi, quindi a gennaio puntiamo sti telescopi, cerchiamo qualche ragazzo che ne so che ce l'ha veramente a casa e puntiamo sto telescopio in questa loro presunta orbita, che poi dicono manco a farlo apposta, è quella dove la NASA ha lanciato la Voyager 2 e la Pioneer 11, quindi dicono è lì che arriverà il Nibiru. E beh, cosa ci costa? Se qualcuno di voi ce l'ha il telescopio, ragazzi, fatemi sto piacere, poi contattatemi, fatemi una foto, fatemi che cosa volete voi. Però perlomeno li sbugiardiamo a tutti questi che fanno queste cose, perché adesso io non posso dire no, non è vero, cioè io dico non è vero perché credo che non sia vero, però se ho la certezza al 100% allora li posso proprio sbugiardare a tutti, quindi però devo avere le prove, se no dove mi imbarco, dico io. Quindi ragazzi, che vi devo dire? Questo è quello che dicono, quindi io non ho messo sì, arriva per il Nibiru, però vedete ho messo il punto diciamo esclamativo in effetti, il punto interrogativo voglio dire, quindi non è una certezza, quindi è una cosa che io non lo so, quindi anche se la mia coscienza mi dice che al 99% non è vero, quindi si tratta dell'ennesima fake news come la vogliamo chiamare, quindi sono anni che deve arrivare su Nibiru, però poi quando arriva quel giorno in effetti poi uno dice ma fa che è vero, fa che non è vero, sa un po' di dubbio ti rimane. Quindi adesso però hanno dato anche dove si dovrebbe trovare poi a gennaio. Quindi se riusciamo a gennaio a vedere che non c'è, allora li possiamo sbugiardare tutti i siti poi dopo. Poi riprendo uno a uno e dico, ma la finite di raccontare le frottole? Solo per avere un po' di pubblicità sui vostri siti web? Cioè, e non se ne può più, né birra, né birra, né birra. Finiamo con gli alieni come attacchiamo con Nibiru. Mo, secondo me chissà chi ci sarà su Nibiru. Sicuramente dicono stanno arrivando gli Anunnaki. Ma qua non ci sta scritto fortunatamente. Però in quel cazzo sito web gli Anunnaki sono quelli che vengono dal pianeta Nibiru. Nibiru fa il giro di 36.000 ogni 36.000 anni fa la forma ellittica. Perciò è un casino proprio ragazzi. Quindi vorrei con tutto il cuore proprio sbugiardarli a tutti, quindi devo vedere il metodo come vedere questa costellazione e vedere che lì non c'è niente, perché anche se puro caso ci sarebbe, ragazzi, si vedrebbe ad occhio nudo. Quindi loro dicono addirittura che da marzo 2020 il video sarà visibile a occhio nudo. Quindi allora posso pensare che se adesso puntiamo i telescopi lì, lo dovremmo vedere, quindi se sarà visibile a occhio nudo, adesso con un telescopio non dico amatoriale, no, ho trovato molti siti che dicono che da marzo 2020 Nibiru sarà visibile a occhio nudo. Loro hanno detto, io ho criticato in senso perché non credo che sia vero, però ho detto un po' di dubbio mi rimane. Questi qua dicono che il cielo, la zona che si dovrebbe osservare sarà nella costellazione del Capricorno e del Sagittario e dicono che lì la NASA ha mandato anni fa la Voyager e la 2 e la Pioneer 11 proprio nella stessa direzione dove dovrebbe arrivare sto famoso Nibiru.
Allora ho detto io, ragazzi, io non credo a una parola di quello che hanno detto, però l'1% di dubbio mi rimane. Ho detto, se uno di voi ha un telescopio professionale oppure un buon telescopio, se può puntarlo in in queste due costellazioni, così mi fa fare un bel video pure a me, li voglio sbugiardare, come dire io, quindi vi voglio dire, ragazzi, e finiamola con ste... Capisci a me? Allora vorrei fare proprio un video di dire, ma perché invece di scrivere tutte ste... non andate a lavorare? Perché qui non si tratta di un sito web 2, 3, 4, 5. L'ho trovato in tante lingue, qua si parla di centinaia, migliaia di siti che tutti quanti dicono sta cosa qua e dai, e si è fatto un po' pesante sta storia. Quindi solo per fare, perché sui siti web ragazzi ci sta la pubblicità, quindi più vanno a vedere le persone, ragazzi, e più guadagnano questi, quindi è quello il loro scopo a finale. Come pure YouTube, ragazzi, è normale che più persone lo vedono e meglio è, pure per me, pure per tutti quanti. Non si mette dubbio, però perlomeno dite la verità, non dite, cioè io non faccio un video che devo fare, capire, solo perché devo fare le visualizzazioni, io mi devo mettere a dire qualche bugia. No, non esiste proprio. Cioè io faccio il video, dico la verità e basta, finisce là. Invece questi fanno di tutto, questi per niente possono dire che domani mattina ci sarà la fine del mondo per avere un po' di pubblicità in più, diciamo. Quindi vorrei proprio, se qualcuno ce l'ha, lo ripeto di nuovo, puntate il telescopio ragazzi in questa direzione, vediamo se questo che dicono tutti questi siti web sia vero, anche perché io sinceramente non ci vedo proprio. Ho detto il 99% perché 1%, sì, sì, lo voglio tenere come dubbio. Però se noi loro dicono che a marzo 2020 sarà visibile a occhio nudo, quindi ragazzi significa che se uno di voi stasera a cielo limpido mi punta un telescopio professionale in questa località lo deve vedere ragazzi, quindi è logico, è matematico, quindi io non ce l'ho purtroppo perché lo ripeto, l'avevo pure, l'ho buttato, potevo pure venderlo perché l'ho pagato un sacco di soldi, però ho fatto il trasloco di casa e è stato buttato, quindi proprio è stato un peccato proprio veramente, però se uno di voi c'ha qualcosa di veramente uno buono, diciamo, non dico proprio quelli là professionali che costano tipo 5-6 mila euro, già uno che avete pagato, che ne so, 400-500 euro potrebbe sì, sì, però avvocate, se a marzo 2020 si vede ad occhio nudo, quindi tu lo vedi con l'occhio, significa che già adesso io puntando il telescopio professionale o amatoriale che sia, io devo vedere in quella direzione già il pianeta Nibiru, come si chiama, quindi il pianeta X, pianeta 9, poi ci sta, lo chiamano di tutte maniere, sto pianeta distruttore, quindi col telescopio si dovrebbe vedere. Poi calcoliamo che ragazzi, parliamoci chiari, in tutto il mondo sai quante persone hanno il telescopio professionale, quindi già questa voce sarebbe stata più concreta, invece no, non c'è nessun astronomo, sapete, dilettante professionale che abbia detto vedete che io qui ho visto qualcosa di strano e invece no, solo sempre i soliti siti di complottismi e tutti quanti questa fissazione di Nibiru, Nibiru, Nibiru. Quindi adesso se puntiamo il telescopio ho detto lo dobbiamo vedere perché se a marzo quindi noi stiamo facciamo conto che stiamo a novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo mancano 4 mesi per essere visibile ad occhio nudo e fin qui ci siamo. Quindi se adesso noi puntiamo verso questa costellazione dobbiamo vederlo col telescopio, dico, non dico a occhio nudo, col telescopio. Quindi ho detto se ragazzi qualcuno di voi ce l'ha può puntare questo famoso telescopio lì e vediamo anche per una sicurezza nostra, quindi togliamo pure questo 1%, io ho detto 99 che è una fake news, però diciamo al 100% ragazzi queste cose andatele a dire a un'altra parte, quindi li possiamo proprio smentire a tutti quanti, quindi qua non si tratta di uno o due, qua sono migliaia e migliaia di siti web che
come ha detto Avvocatella, campano con le paure della gente, che la gente fa vedere, o fammi vedere che è successo qua, e quelli entrano sul loro sito e loro guadagnano sui click delle persone, oppure qualcuno clicca sulla pubblicità, e su tante cose così, loro ci marciano sopra. Quindi io li vorrei bugiardare al 100%. Quindi io come ho detto è vero che pure su YouTube, ragazzi, ognuno il mio video è più visto, più si guadagna, è sempre così è stato, eh. Però io perlomeno mi metto a fare solo video che sono reali, cioè io non faccio fantasie, cioè non mi permetto di dire domani verrà la fine del mondo, quindi quando faccio un video così è perché io voglio bugiardare le persone, oppure quando ci sta un video di un UFO è reale, solo che non sappiamo che cosa. Io rimango sempre col dubbio, dico ragazzi, può darsi pure che sia di origine terrestre, però c'è stato, capite? Invece sto Nibiru qua nessuno mai l'ha visto. Quindi escono solo articoli Nibiru, 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 però nessuno, diciamo, l'ha visto mai. Quindi si presume. Quindi tutti quanti, una volta doveva arrivare prima, una volta dopo, mo dicono che da marzo 2020 sarà visibile a occhio nudo. Marzo pure verrà, quindi vedremo se questi siti sono attendibili oppure no. Però se qualcuno di voi adesso ce l'ha un telescopio, può fare in queste sere quando vedete che il cielo è bello limpido, per vedere in questa costellazione, ragazzi, se davvero ci sta o no questo famoso pianeta di strutture, come lo chiamano. E poi facciamo una bella diretta live e dite, ragazzi, ma buttateli questi siti web. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti e ci sentiamo più tardi, quindi mi raccomando, bravo, non pensate a questa cosa qui perché questo è proprio l'ultimo dei pensieri nostri, quindi questi purtroppo lo fanno di proposito per mettere paura alla gente che va a controllare sul sito web, e questi ci guadagnano quei click, non con i click vostri. Voi cliccate sul canale giustamente per andare a guardare che cosa sta scritto e ci guadagnano loro. Questo è. Vabbè ragazzi, buon appetito a tutti e ci sentiamo, dai. Se qualcuno riesce a fare questa cosa mi può contattare o qui sul canale oppure sulla mia email, ragazzi, che ripeto è Giuseppe781 chiocciola allora, Giuseppe781 chiocciola.yao.it, quindi è facilissimo ragazzi. Giuseppe781 chiocciola.yao.it, e questa è la mia email, diciamo, personale proprio. Quindi se qualcuno ha una foto di questo nel biro oppure riesce a vedere qualcosa di anomalo, io poi devo vedere, Franci, io poi la manderò ai ragazzi quelli dell'osservatorio, quindi cercherò pure a loro se possono puntare i telescopi. Dopo mi vado a connettere un attimo sul. Loro usano Telegram, voglio vedere se vogliono puntare il telescopio lì, quindi può darsi pure che non ci sarà bisogno che qualcuno abbia il telescopio e vediamo che succede. Ma vado a vedere, Francesco, non lo so, non l'ho visto ancora, pure sto girando, eh. Qui non riporta nessuna notizia, perlomeno della California che sta bruciando. Eppure ho messo Google News, America, cose, non. Ma devo scrivere proprio incendio di California, vediamo che mi esce. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, buon pranzo a tutti.